Ciao a tutti ragazzi, come ben sapete questa è stata una settimana molto movimentata politicamente. Giuseppe Conte non è più il Presidente del Consiglio e non potevamo non parlarne con la sua più grande sostenitrice. Signore e signori, Eva Tana! Ciao Eva! Ciao a tutti carissimi materiali confusi! Che cosa sono i mattarelli confusi? Materiali confusi essere tutti noi come Presidente della Repubblica che non capire più niente! E questo è anche vero. E allora Eva, Giuseppe Conte non è più il Presidente del Consiglio perché ha dato le dimissioni. Cosa vuoi dirgli? Giuseppe Conte, amore mio, non ti preoccupare se tu avere dato dimissioni, perché con me potrai fare sempre dimissionario! No, ma che cosa è un dimissionario? Dicevo, Giuseppe Conte ha dato le dimissioni e probabilmente tornerà ad insegnare all'università diritto privato. Eva, cosa ne pensi? Io essere molto contenta perché Giuseppe Conte in privato averlo sempre diritto! No, perché questi... Giuseppe Conte, amore mio, ora che sei più libero, vieni a casa mia diretto in privato e facciamo dimissionario! Insomma, Giuseppe Conte ha dato le dimissioni e l'attuale Presidente del Consiglio è Mario Draghi. Eva, cosa te ne pare? Ma guarda, a me non interessare niente di questo qua nuovo perché io non tradire mai, amore mio, Giuseppe Conte! Va bene, però comunque Mario Draghi è una persona di alto profilo, è un economo, un banchiere, ha lavorato alla Banca d'Italia, è stato Presidente della BCE, della Banca Centrale Europea. Voglio dire... Aishamink! Come, scusi? No, dico Aishamink, il russo è modo da dire per intendere tipo Aishamink, questo sicuro avere manicomio di soldi! Aishamink! In Russia. Io questo non lo so, però di sicuro nelle banconote dell'euro c'è la sua firma Mario Draghi, quindi sì. Mario Draghi, amore mio! Io amare solo te! Io volere darti mia banca centrale russa! Ma si sta vendendo per i soldi, lei veramente... Mario, io essere infuocata, tu essere drago, passiamo notte di fuoco! Mario Si Draghi! deve vergognare. Io a questo punto concluderei. Volevo concludere con una citazione. Quando si cambia la strada vecchia per la nuova, si sa cosa si lascia, ma non si sa... Cosa si trova? No, cosa si trova? Ma io sì, Mario Draghi! No, lei è vera- Scambiamoci assegni circolari! Ma almeno saluti Conte, il Ma io non conoscere nessuno che si chiama Conte, io conoscere solo Mario Draghi! Venduta, lei... Fammi essere tuo bancomat, Mario! Venduta. Risolto bene, Eva!